Taufik, seguito da Avram Talam con il numero 4. E sulle immagini di questo straordinario arrivo della terza maratonina di San Martino noi ci fermiamo, un po' di interruzione e poi la seconda parte di Cronache Trevigiane ancora con tanti sapori d'autunno. E rientriamo per questa seconda parte di Cronache Trevigiane dedicata ancora a questa maratonina di San Martino che accompagna anche i sapori d'autunno a cura della Proloco di Paese. E abbiamo il primo cittadino, il sindaco Francesco Pietrobon di Paese e il sindaco Mauro D'Alzilio, sindaco di Quinto di Treviso. Perché i due sindaci? Perché questa maratonina si dipana, il suo percorso si dipana su questi due territori comunali. Allora, una festa che non è nemmeno stata rovinata dal maltempo perché qui quasi 700 atleti che stanno correndo nelle vostre strade, immagino ci sia soddisfazione, sindaco. Grande soddisfazione, terza edizione con numeri in aumento, quindi diciamo che questa maratonina ha preso posizione a livello sportivo. Il prossimo anno pensiamo di avere il bollino della festa a livello nazionale e quindi pensiamo che i numeri aumenteranno ancora. Nonostante questo, nonostante il tempo sia abbastanza uggioso e quindi possa aver frenato qualche iscrizione, noi siamo contenti perché la manifestazione sta riuscendo molto bene. E chiediamo lo stesso al sindaco di Quinto, queste collaborazioni intercomunali sono segno di tempi positivi, no? Quando si collabora è sempre una cosa giusta. Sicuramente è una collaborazione che cresce e continua sull'ottima strada, una maratonina che anche quest'anno purtroppo non ha trovato un tempo dei migliori, però va sicuramente il mio ringraziamento a tutti i volontari perché grazie a loro che sono distribuiti tutto lungo il percorso è possibile questa manifestazione. Sapori d'autunno, sapori invernali, Radicchio Rosso di Treviso, Quinto di Treviso, zona vocata in tal senso. Sicuramente sì, la nostra zona è vocata al radicchio rosso che proprio in questo periodo sta cominciando a fiorire e quindi ad essere commercializzato. Grazie sindaco, e ogni stagione porta con sé i suoi frutti, i propri frutti, e la Proloco di Paese è molto attiva nella valorizzazione di questo. Un esempio è Sapori d'autunno, ma ce ne sono tanti altri. Sì, noi chiudiamo una nostra iniziativa che è partita in primavera con la valorizzazione dei prodotti locali, non ultimo il tentativo di fare una valorizzazione della carne rossa del territorio comunale di Paese, assieme con i territori vicini, col tentativo di creare un distretto della carne. Oggi questa settimana chiudiamo questa manifestazione, ma con l'intento di proseguire in questa strada. Allora, io ringrazio davvero anche per questi messaggi ai consumatori dei due sindaci. Noi ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane, e poi andremo a capirne di più su questi sapori d'autunno presentati dalla Proloco di Paese. A tra poco. Buon compleanno Prosecco, anzi buon compleanno al Consorzio Prosecco Doc che si appresta a spegnere la prima candelina. Il 19 novembre 2009, infatti, il Consorzio Prosecco Doc ha visto la luce andando di fatto a concludere un iter fondamentale per proteggere la parola Prosecco e legare il prodotto al territorio. Il Consorzio Storico del Conegliano e Valdobbiadene nel frattempo ha assurto la DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. Ora per la nuova DOC, invece, reduce da una presentazione ufficiale in quel di Venezia, comincia una sfida dal sapore internazionale, come ci spiega il presidente Fulvio Brunetta. Questo consorzio significa un'azione fatta da una filiera intera che ha voluto dimostrare che si può tutti assieme dare un valore, ma soprattutto salvaguardare quello che è un grande patrimonio, cosa che non è così facile, però ha portato oggi a sperare e investire per il futuro. Sulla stessa lunghezza d'onda, il vicepresidente del consorzio, Mario Moretti Polegato. Sicuramente oggi abbiamo avuto a battesimo questa nuova DOC, con la presentazione del consorzio, che tutela chiaramente questo grande vino che sta conquistando non solo il mercato nazionale, ma sempre di più i mercati esteri. Con questa dominazione avremo sicuramente una tutela per tutto quello che riguarda questo spumante e non solo, ma anche dato un nome a un territorio che comprende appunto queste 9 province, 5 venete e 4 friulane, e quindi non più imitabile e copiabile in nessuna parte del mondo. Brunetta, inoltre, è consapevole che ormai il Prosecco Doc non è una moda, bensì uno stile di vita. Certo, lo stile Prosecco, quello del sorriso, quello dello stare assieme, quello dell'accompagnamento con tutti i cibi, di tutte le culture, ma soprattutto quello del moderato, del bello, della festa, per ogni occasione. E per i nostri produttori sicuramente questo è quello che vogliamo trasmettere.
consorzio del Prosecco è uno oggi dei più estesi d'Italia. Sì, con la sua attività sulle 9 province ha raggiunto livelli sicuramente di tutto rispetto, pronto a competere a livello nazionale ma soprattutto anche a livello internazionale, ed è questo il nostro obiettivo, perché il nostro prodotto ha una sfida internazionale come obiettivo e vorremmo farla ovviamente dando sicurezza ma anche dando forza a questo brand che è sicuramente di grande valore. A festeggiare questo primo anno di vita c'è anche il giornalista Bruno Pizzul, che ci racconta anche un simpatico aneddoto friulano. Credo che questa realtà legata al Prosecco sia, tra le altre cose, al di là di quella che è la piacevolezza del consumo del Prosecco in sé e per sé, una realtà che può costituire anche un esempio trainante in momenti di difficoltà economica anche sul piano dei rapporti internazionali. Il Prosecco adesso è uno dei pochi vini che tira ancora. In un'osteria di Cividale ho visto esposto un cartello secondo me molto significativo con il quale hanno tagliato la testa al toro. Hanno detto, vabbè, se proprio la mettete così dura, c'era scritto: guida di meno perché devi bere di più. 1960-2010. Sono queste le date che scandiscono la storia della cantina Produttori Campo di Pietra, che si è affacciata ai suoi primi 50 anni celebrando questo importante anniversario con i suoi 481 soci e tante autorità ed amici. Ad esprimere grande soddisfazione è il presidente della provincia di Treviso. È una grande cooperativa, 50 anni di storia, è nata dalla durezza della campagna, da pochi abili agricoltori che hanno capito l'importanza di mettersi insieme. 1163 ettari di vigneto e 9 milioni di fatturato. Questi alcuni numeri di una realtà produttiva importantissima nella sinistra Piave, come ci spiega il direttore della cantina. È una cantina di riferimento nel territorio della DOC Piave, alla quale conferiscono le uve oltre 500 produttori agricoli soci, che hanno circa 1100 ettari di vigneto e che nella vendemmia 2010 hanno consentito di produrre oltre 180.000 quintali di uve. Non intende nascondere l'orgoglio di vedere una grandissima partecipazione di pubblico il presidente della cantina Ircano De Lucca. Abbiamo visto un enorme numero di soci presenti. Questa è la soddisfazione grande, perché vuol dire che ci tengono a questa organizzazione, a questa società, e le vogliono bene, sono affezionati. Un presidente che, soddisfatto di un importante passato, rivolge il suo sguardo al futuro. Mercati nuovi, mercati estero, possibilmente estero. Mercati nuovi, c'è possibilità, perdi un mercato, ma se ne hai tanti non è quello che ti travolge i fatturati. Questo è importante. E aumentare i fatturati, il valore aggiunto possibilmente, perché il momento è difficile. L'agricoltura sta attraversando un momento difficile, i vini anche. Per fortuna ci sta salvando il Prosecco e il Pinot Grigio, però gli altri prodotti sono abbastanza castigati. Nonostante il difficile momento che sta attraversando l'agricoltura veneta, non è voluto mancare l'assessore regionale Franco Manzato. Io credo che si sia fatto un gran lavoro sul Prosecco in generale per il lancio. Credo però che anche il resto dei vini, io penso ai rossi del Piave, o piuttosto che tutti i nostri bianchi della regione Veneto e anche la provincia di Treviso e Venezia, devono essere lanciati in maniera molto forte, esattamente con la stessa intensità del Prosecco.